Arrestati 4 pregiudicati per una rapina fatta a delle persone anziane a Racalmuto lo scorso 18 maggio. 3 individui infatti assaltarono l'abitazione di campagna di 3 anziani, 2 uomini e una donna, sorprendendoli mentre lavoravano nel piccolo orto di casa. Furono minuti di terrore per le vittime malmenate e sopraffatte. In casa i malfattori si impossessarono di 50.000 euro in contanti, di alcune monete antiche di pregio numismatico e rilevante valore economico e di numerosi monili preziosi, praticamente il risparmio di una vita. All'alba di oggi i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, quello operativo radiomobile della compagnia di Canicattì, hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento dal GIP presso il Tribunale, traendo in arresto 4 pregiudicati di Palma di Montechiaro. Le iniziali sono AM del 71, AM del 73, EM dell'82 e CM dell'82, responsabili del grave delitto. Già la mattina del 18 maggio i carabinieri accorsi presso l'abitazione delle vittime avevano raccolto durante il sopralluogo le prime tracce lasciate dai malfattori, ricostruendo come vi fosse anche un quarto uomo ad aspettarli lungo la strada. Le indagini però registravano una svolta rapida quando i carabinieri della stazione di Racalmuto, profondi conoscitori del territorio, ricevevano proprio dalla comunità l'informazione circostanziata di un'auto, qualcuno avrebbe anche annotato il numero della targa, con 4 forestieri a bordo che nei giorni precedenti si aggirava in quelle zone. I militari quindi del nucleo investigativo di Agrigento, del nord di Canicattì, accettavano rapidamente come a bordo dell'auto segnalata fossero solito viaggiare 2 coppie di fratelli, tra loro imparentati, composta da pericolosi pregiudicati palmesi con notevoli precedenti penali per delitti contro la persona e il patrimonio. I militari annotavano anche che uno di loro sul social network Facebook mostrava la propria foto con il profilo della scritta "Il Boss". Febbrili le indagini svolte con l'asilo di attività tecniche documentavano gli elementi gravemente indizianti della responsabilità dei 4 sospettati del delitto, le tracce dei loro telefoni cellulari, le immagini riprese dalle telecamere poste lungo il percorso compiuto andata e ritorno da Palma Montechiaro a Racalmuto, nelle prime ore del 18 maggio, il primo giorno post-lockdown. Le conversazioni nel corso dei quali gli indagati si vantavano di possedere ingenti somme di denaro in contante da spendere componevano il solito quadro probatorio che, riferito alla Procura della Repubblica di Agrigento, convinceva il giudice per le indagini preliminari ad emettere il provvedimento restrittivo, valutando che per infrenare questi indagati, considerate le condotte accertate e la loro tracotante pericolosità, non può esservi altro misura cautelare che la detenzione in carcere. I militari nel corso della perquisizione domiciliare effettuati oggi durante gli arresti hanno ritrovato parte della refurtiva. Allora, oggi abbiamo assestato un colpo molto importante nel contrasto a quelli che sono i crimini predatori. Grazie alla Procura di Agrigento abbiamo portato in carcere 4 italiani che avevano nello scorso maggio imprigionato e poi rapinato 3 ottantenni. La svolta c'è stata proprio quando dal territorio di Racalmuto è arrivata l'informazione fondamentale. Persone che vivono da sole in queste contrade isolate, che giustamente prestano particolare attenzione, avevano notato ed annotato un'auto con 4 persone sospette, potremmo dire dei forestieri, non appartenevano a quella comunità, che si aggirava sul territorio. Questo è stato l'indizio apparentemente insignificante ma in realtà fondamentale che ci ha permesso di risalire rapidamente all'identità di queste persone. Fondamentale anche l'operato della stazione Carabinieri di Racalmuto con in testa il maresciallo Costa. Sì, la stazione di Carabinieri di Racalmuto ha dimostrato quanto sia essenziale la presenza delle nostre stazioni di Carabinieri, specie nei territori più reconditi, più spopolati. Il comandante della stazione, con il rapporto affettuoso che ha con la comunità, la fiducia che la comunità gli rivolge, è riuscito effettivamente a cogliere questa particolare informazione, è stata decisiva. I 4 erano imparentati tra loro ed erano originari di Palma di Montechiaro? Sono 4 persone di Palma di Montechiaro, 2 coppie di fratelli. Il nostro slogan è "possiamo aiutarvi", ma ovviamente per potervi aiutare abbiamo bisogno di essere aiutati. Allora, anzitutto un messaggio alle famiglie: non lasciate da soli i vostri anziani,
soprattutto in questi periodi, perché la loro debolezza, la loro fragilità li rende ancora più vulnerabili in un momento in cui si potrebbero sentire soli e potrebbero aprire la porta di casa a degli sconosciuti che poi potrebbero essere dei malviventi. Sì, purtroppo hanno un curriculum criminale già abbastanza articolato e anche questo fatto di essere parenti fra di loro rafforza la loro capacità di intimidire sul territorio, sono conosciuti. Sembra che abbiano anche una particolare attitudine a mostrare questo blasone che però riteniamo oggi di aver in qualche modo spezzato. In questo periodo festivo ci apprestiamo al Natale, i controlli saranno aumentati da parte vostra? I controlli ci sono sempre da parte dell'Arma dei Carabinieri come di tutte le forze di polizia. Certo, la straordinaria situazione che stiamo vivendo tutti con la diffusione della pandemia, con il contrasto che facciamo alla pandemia, porta a moltiplicare le pattuglie sul territorio. Lo voglio dire ancora una volta, chi si sente solo in un momento di sconforto o anche magari se vede qualcosa che è atipico per il proprio ambiente, non esiti a chiamare il 112, l'Arma dei Carabinieri, sicuramente una nostra pattuglia accorrerà a visitarlo.